Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Cominciamo la riunione di oggi col premio Romy Stroke. Cavalli di 3 anni, pochi ma buoni, sono in 4 dopo i ritiri dei numeri 2 e 6. 1 Chris Evertrap, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 3 Ceres Prav, Giuseppe Lombardo Junior, 4 Costante Jet, Andrea Farolfi, 5 Christopher Jet, Alessandro Gocciadoro. Quindi soli in 4 dietro all'autostart, tutti a rete. L'errore di Chris Evertrap. Stacco della macchina, veloce, Costante Jet, cerca di scavalcare Ceres Prav. Manovra che riesce Andrea Farolfi, poi a largo vediamo anche Christopher Jet, curva con Christopher Jet che va all'attacco del compagno di paddock e ottiene il via libera. Quindi Christopher Jet, Alessandro Gocciadoro dopo 200 metri violenti, in 13,5 è il battistrada davanti a Costante Jet, poi il numero 3 di Ceres Prav, mentre a lunga distanza, non squalificata comunque, Chris Evertrap. 400 il chilometro segna 27,4, ritmo notevolissimo da parte dell'allievo di Alessandro Gocciadoro. Questo figlio di Wishing Stone arriva al paletto dei 600 metri in meno di 42 addirittura. Ritmo forsennato da parte di Christopher Jet, ha un paio di lunghezze, segue Costante Jet su Ceres Prav. Vediamo quando la retta qui davanti alle tribune ancora in 14,8, viene fuori in meno di 57 per il primo giro. Christopher Jet sta anche cercando un gran tempo. Questo allievo di Leonardo Cecchi ora arriva al paletto del chilometro in 1,11,8 con Ceres Prav che ha scavalcato Costante Jet che fatica un po' a tenere il ritmo del battistrada. Si sta avvicinando Ceres Prav a Christopher Jet che percorre la retta di là ancora in 15,1. Siamo sull'ultima curva, hanno preso vantaggio Christopher Jet e Ceres Prav, che ancora una decina di metri scarsa da recuperare, ma Christopher Jet sembra ancora tonico al comando, percorre l'ultima curva in 15,4, il ritmo è meno svelto di prima ma ritmo veramente notevole. Retta d'arrivo con Christopher Jet in vantaggio, che Ceres Prav che ne segue bene le mosse. Retta d'arrivo percorsa in 15,6, viene fuori 1,13,6, ragguaglio al chilometro per questo veramente valido figlio di Wishstone e Selvaggia Jet. Alessandro Gocciadoro la guida al training per il signor Leonardo Cecchi, un po' più stanco nel mezzo giro finale, ma il primo giro è stato veramente notevole, è venuta fuori una media di 1,13,6, parziali un po' al contrario. Ottimo secondo anche Ceres Prav, che è arrivato a un paio di lunghezze dal vincitore, mentre più indietro gli altri.